Un Veneto sempre più accessibile per un turismo universale. Si è svolta la Fiera di Vicenza Move, il salone professionale del turismo e dell'ospitalità universale, che ha messo al centro della sua vasta esposizione il concetto appunto di universalità dell'accoglienza, intesa come segno di civiltà e opportunità economiche. L'universalità del viaggio vuol dire il diritto per tutti di fare un viaggio di vacanza. Questo crea civiltà, modernità e un impatto economico molto rilevante. Un disabile viaggia in media con 3 persone al suo seguito. Questo è un concetto importantissimo dal punto di vista economico. Stiamo parlando di un mercato solo a livello europeo di 120 milioni di persone che hanno bisogno di informazioni precise sulle capacità di un territorio a offrire ospitalità. Sono persone che possono anche permettersi una vacanza fuori dai periodi stagionali, in territori meno conosciuti, quindi andiamo ad aumentare il turismo in Veneto senza andare a congestionare i soliti luoghi e i soliti periodi. Un turismo universale per abbattere in Veneto tutte le barriere della disabilità, compresa quella del design. Questo è il tema al centro del meeting internazionale del turismo accessibile che ha visto l'assessore regionale al turismo Marino Finozzi firmare una partnership d'eccezione con la città di New York, realtà all'avanguardia sul tema grazie all'Inclusive Design Guidelines, manuale tecnico con cui verranno fermati d'ora in avanti i designers veneti. Quando si pensava che dover intervenire per abbattere le barriere architettoniche dovesse dire trasformare un hotel, una struttura pubblica in un piccolo ospedale o una piccola clinica, no? Noi vogliamo che questi concetti siano inseriti anche in un concetto di designer, quindi di bellezza, in maniera tale che quello che è accessibile deve essere anche bello. Turismo accessibile che aumenta la sua offerta in Veneto grazie ad un altro accordo di collaborazione tra la Regione e l'associazione Spirito di Stella per avviare uno speciale percorso formativo con i maestri di sci. C'è la volontà di creare un Veneto in cui tutti possano muoversi in maniera libera ed indipendente e possano trovare risposte adeguate alle proprie esigenze e ai propri bisogni. Quindi alcune località del Veneto ospiteranno delle scuole di sci accessibili e una persona potrà trovare risposta a qualsiasi domanda.